penso che sono uguali. Peccato che abbiamo subito gol con 20 secondi e poi tutta la partenza lì. Però per una squadra abituata a giocare all'attacco come la vostra non è un handicap così grande, insomma, perché voi di normale giocate sempre all'attacco. Ma la prima palla, visto che ha cominciato Sassuolo calcio all'inizio, non era da attaccare, era da coprire una palla lunga. Lo ripeto, sono contento perché la squadra ha dimostrato che vuole fare risultati, ci ha tentato 89 minuti e purtroppo le occasioni del primo tempo non siamo riusciti a trasformare. Il pareggio veniva prima, veniva meglio anche a noi. La vostra squadra alla fine era molto più fresca del Sassuolo. Cioè correva di più, aveva più energia. Io penso che a parte i due esterni di Sassuolo, poi gli altri sono rimasti molto bloccati. Avevamo metà campo a disposizione, quindi su metà campo non ci sta anche tanto. Mister, volevo chiedere, cosa è successo? Come hanno spiegato i suoi giocatori il gol preso così a freddo al 15 secondi? Non hanno spiegato perché io non ho mai visto la partita dopo la partita. Poi di solito può succedere che un allenatore si arrabbi per un qualcosa. Succede anche perché non ci tentiamo sempre, prima palla cercare di fare. Non ci è riuscito, facciamo pensare. Il discorso è quello, anche noi vogliamo sorprendere l'avversario che si allaccia alle scarpe sopra i familiari. Ci sono altre domande? Grazie. Posso? Arrivederci. Grazie.